Con il titolare dell'eSport, Alessandro Ario, ormai uno di casa in Casa Dinamo, scusate il gioco di parole, perché con questa presentazione si va praticamente al terzo lustro, 15 anni, perché contratto firmato fino al 2025 con l'ambasciatrice del basket isolana in giro per l'Italia e per l'Europa. Una grande soddisfazione per il tuo entourage, per un'azienda che crede fortemente in questo, soprattutto nel suo lavoro. Sì, no, siamo molto felici. La partnership va al di là di una semplice partnership sportiva, insomma è una partnership anche d'affetto, oltre che di conoscenza profonda della società, di tutto quello che la circonda, tutto quello che è stato costruito da Stefano in questi anni, insomma una vera azienda che tra l'altro da Sardi ci fa orgogliosi, da Sardi che collaborano con la Dinamo e vanno in giro per l'Italia, insomma nelle altre squadre di Serie A che abbiamo, viene sempre citata la Dinamo come fiore all'occhiello del basket italiano e questo insomma ci fa molto piacere per entrambe le cose, sia da azienda che la supporta, dall'altra parte da Sardi. Insomma. E poi anche la soddisfazione di poter vedere il vostro marchio campeggiare sulle divise ufficiali di altre squadre di Serie A. Ultima arrivata a Torino per quanto riguarda la Lega 2, ma ricordiamo Cantù, la Virtus Roma, insomma c'è tanta roba. Sì, nel basket dicevo prima, da una statistica dell'anno scorso siamo la seconda azienda per esposizione mediatica, secondi solo all'Armani Milano. Quindi nel basket diciamo che abbiamo dato, adesso stiamo chiudendo un altro importante accordo con un'altra Merectropoli che è neopromossa, anzi è appena salita in A2, diciamo così, e quindi abbiamo dato... Magari è bianco-verde? No, non è bianco-verde, penso più bianca-azzurra. Ho capito, bene. Ho capito. Ecco, stiamo chiudendo in questi giorni. Quindi diciamo che abbiamo tutto, poi insomma iSport non è solo basket, è anche calcio, pallavolo e tante altre cose, oltre che tempo libero, insomma siamo contenti. E questa è una doppia soddisfazione, visto che il Made in Sardegna si fa apprezzare. Alessandro, obiettivi per questa azienda? Perché abbiamo visto intanto un rinnovo completo di tutte le collezioni, non c'è qualcosa di statico, ogni anno colori nuovi, divise da gioco particolarissime, sempre con quel richiamo alla nostra isola. I colori per esempio della Coppa Italia di quest'anno hanno lasciato un po' basiti tutti, però poi è risultata essere la divisa ufficiale del gioco più cliccata. Sì, no, è veramente molto bello, realmente abbiamo creato una simbiosi, un giro di informazioni tra Cagliari e Sassari, tra i nostri uffici e quelli della Dinamo, dove realmente io e Stefano siamo coloro che intervengono esclusivamente a controllare che tutto vada bene, ma il resto è veramente una simbiosi tra le due aziende che è reale, che quindi fa nascere sempre delle cose nuove, delle idee, nascono da una parte, sono sviluppate dall'altra o viceversa, è uno scambio che penso che sta dando reciproca soddisfazione. Certo che quel logo iniziale, se ricordi, il marchio di sportivi vincenti eSport ha funzionato. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a tutti e arrivederci.